Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra Jambalaya Island, la nostra bella contea di Danger Cove, precisamente nella nostra zona residenziale. Date un'occhiata come si sta espandendo appunto il nostro settore delle residenze appunto nella parte sud della nostra isola. Diversi turisti vanno ad accogliere, come dire, i nostri cari cittadini che si ritrovano appunto nelle loro case. Date un'occhiata, soprattutto anche alla zona del municipio, probabilmente una buona quantità di turisti, anzi di residenti, rompe le scatole davanti al municipio. La gente protesta per i troppi rifiuti. Adesso daremo un'occhiata a tutti i problemi che hanno investito la nostra città in questi ultimi tempi. Però prima di dirigerci alla sezione della spazzatura, date un'occhiata a cosa si ritrova dall'altra parte del fiume, anzi del lago, ovvero il nostro nuovo casino fantascientifico. Potete dare un'occhiata che si è, come dire, è stata elevata appunto da terra una bella torre proprio verso l'alto, una sorta di semi grattacielo, il quale accoglierà un numero abbastanza elevato di turisti. Probabilmente, come dire, è stato chiuso a causa della mancanza di energia. Date un'occhiata, appunto è stata accesa una nuova spia nella nostra sezione appunto dell'energia. Fermiamo un attimino il tempo e capiamo cosa sta succedendo. Allora, come potete ben vedere, sono riuscito a sbloccare all'interno della sezione del casino di fantascienza, come dire, le camere razzo, ovvero la torre principale per affrontare numerevoli camere come dire, in superficie, in modo tale da attirare sempre più turisti nella nostra città. Ovviamente qualcuno all'interno della propria città avrà posizionato, come dire, la divisione appunto degli alloggi, garantendo quindi all'intera regione la possibilità di ottenere alloggi di gran gusto come la camera nella torre, le camere di classe e la suite nell'attico. Ovviamente, come vi ho fatto vedere nel video precedente, avevo intenzione di specializzare il nostro casino, il nostro quartier generale del casino, secondo un determinato ambito, e avevo intenzione, visto che ovviamente la divisione degli alloggi è stata già posizionata, di edificare la divisione dell'intrattenimento, la quale garantirà soprattutto un'ottima presenza sia delle sale concerti, dei club esclusivi, ma anche del palcoscenico delle celebrità. Ovviamente un miglioramento che può essere innovato all'interno del casino di fantascienza. Allora, come potete ben vedere, abbiamo dei problemi inerenti alla spazzatura, ma soprattutto anche all'energia. L'energia è uno dei problemi fondamentali che ci sta appunto portando alla rovina. Potete vedere che siamo in deficit finanziario proprio perché la buona parte degli edifici che dovranno garantire al nostro sostentamento economico, come per esempio il nostro casino, ma anche le numerevoli case da gioco, ma soprattutto anche, come dire, il nostro quartiere del gioco d'azzardo, sono stati bloccati proprio per la carenza di una determinata fonte energetica principale. Potete vedere che le persone da cui sto acquistando energia, ovvero il nostro caro Paperopoli, grande amico, in seguito anche Voodoo Island, non producono abbastanza energia per venderla a noi stessi. Potete vedere che il massimo presente nella regione è di circa, diamo un'occhiata, vediamo un po', di circa 50 megawatt disponibili. La nostra città non produce appunto nulla per quanto riguarda l'energia, quindi magari dovremo acquistare qualcosa dalle città circostanti. Purtroppo i nostri ragazzoni non stanno producendo in maniera proprio decisiva proprio per la nostra città, quindi in queste condizioni critiche dovrò effettuare, come dire, dovrò badare da me, quindi vediamo un po' di costruire qualcosa che ci possa garantire un ottimo funzionamento delle nostre strutture. Allora, la centrale di energia solare ovviamente costa troppo per il nostro budget momentaneo, proprio perché ho speso una quantità abbastanza consistente di denaro per innovare appunto la nostra nuova rete tranviaria. Vi avevo detto che nei video precedenti avrei creato un impianto tranviario di tutto rispetto, ed eccolo qui, posizionato appunto vicino alla nostra, come dire, clinica numero 1. Ho dovuto ragionare parecchio su come posizionarlo e soprattutto dove posizionarlo per trovare quindi l'ubicazione adatta per il nostro nuovo impianto tranviario. Potete vedere che percorrendo la Main Street, vediamo adesso di aumentare la velocità, possiamo notare le diverse fermate dei tram che garantiranno quindi ai turisti un ottimo accesso per i tram stessi. Eccoli qua, potete vedere che sono fermi appunto nella nostra cittadina, e garantiremo quindi un ottimo accesso alle strutture di divertimento, quindi alla nostra sezione dei casino fantascientifici, alla sezione dei negozi, attraversando quindi l'Edward Bridge proprio da questa parte. Date un'occhiata che è venuto bene addirittura con l'impianto tranviario, e ho speso circa 100.000 dollaroni appunto per queste innovazioni. Molto bene, allora dobbiamo adesso innovare, come dire, la nostra città per quanto riguarda l'impianto
energetico. In queste condizioni l'unico impianto che ci può dare abbastanza energia per sopravvivere è la centrale a carbone. La centrale a carbone, ovviamente sapete, avete visto nei gameplay precedenti quanto danneggia l'ecosistema, ma soprattutto l'ambiente circostante. In queste condizioni, non avendo alcun megawatt da acquistare dai nostri cari amici appunto nelle nostre circostanze, dobbiamo necessariamente impiantare una centrale a carbone. Eccola qui, con la nostra nuova centrale a carbone per adesso siamo nuovamente in deficit. Ecco qua, potete vedere bancarotta in vista, dobbiamo necessariamente alzare le tasse a un livello adeguato. Perfetto, portiamole per adesso al 10% per quanto riguarda la nostra popolazione, molto bene, per quanto riguarda soprattutto anche le nostre strutture commerciali. Adesso vedremo un po' di guadagnare abbastanza, come dire, di ottenere abbastanza energia all'interno della nostra centrale. Accetteremo ovviamente le consegne globali di carbone al prezzo di 5.695, proprio perché dobbiamo necessariamente rifornirla, e sperando che i nostri cari alleati riescano quindi a garantirci un ottimo, come dire, un surplus di energia. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata al nostro deposito dei tram, vediamo un po' che cosa succede. Vorrei capire più o meno quanta energia riesce a consumare questo impianto tranviario. Vediamo un po' se spegniamo il deposito dei tram cosa succede. Allora, vediamo un po', guadagniamo pochissima energia, quindi probabilmente il deposito dei tram non è un problema. Vediamo adesso che cosa succede nel nostro casino. Allora, diamo un'occhiata, probabilmente le due camere che ho posizionato adesso potranno creare qualche problema. Allora, vediamo un po', spegniamo la prima camera, vediamo che cosa succede, soprattutto anche la seconda. Vediamo un po' adesso come sta andando l'energia, vediamo un po', 13 megawatt in eccesso. Potete vedere che le camere ovviamente in più garantiscono una spesa energetica davvero maggiore. Quindi per adesso, con questo surplus di energia, intanto cerchiamo di garantire alla nostra cittadina un'energia costante, però probabilmente mi sembra di non avere nulla per quanto riguarda il carbone nella nostra città. Vediamo se esistono giacimenti minerari appunto da queste parti. Probabilmente la nostra il nostro promontorio si basa necessariamente sull'importazione di materie prime. Ecco, potete vedere che i casinò per adesso sono chiusi proprio per questi dannati problemi. Vediamo se adesso i nostri cari lavoratori all'interno della centrale di carbone riescono a darci un po' di energia a tutti. Forza ragazzi, bruciate questo carbone, un po' di olio di gomito, dateci avanti. Vediamo un po', e potete vedere che Derek, il nostro caro Paperopoli, ha cessato di inviarti energia perché vediamo un po' ancora. Per adesso stiamo usufruendo della nostra energia, necessariamente dei nostri, come dire, necessariamente dalla nostra centrale. Quindi date un'occhiata, non so se avete capito bene, guardate un po', non stiamo acquistando per adesso nulla dai nostri alleati, sta facendo tutto la centrale a carbone. Guardate un po' quanto riesce a sostentare la nostra città. Quindi non lo so adesso che cosa ho intenzione di fare. Innanzitutto cerchiamo di mandare avanti il tutto con la nostra centrale a carbone, in seguito vedremo di acquistare anche energia dai nostri alleati appena ci sarà l'opportunità. Vediamo come sta andando, sta arrivando dell'energia alle nostre case, dateci dentro ragazzi. Vediamo un po', il nostro casino sta riprendendo a funzionare, perfetto, il tutto sta andando avanti in maniera adeguata. Purtroppo ho dovuto alzare le tasse perché potete vedere questi sono inconvenienti che accadono in maniera costante in SimCity. Vi voglio fare vedere una cosa che è accaduta appunto nello scorso aggiornamento. Allora, andiamo nella sezione dei parchi, soprattutto parchi formali. Date un'occhiata a che cosa è stato progettato appunto dagli sviluppatori. Il parco da lancio, anzi il parco per il lancio di SimCity. Ovviamente questa bella mongolfiera, come dire, con il cuore, chiamiamola così, garantirà ai turisti una sorta di luogo di ristoro per volare all'interno dei nostri cari al di sopra dei nostri cari parchi, al di sopra del nostro fantastico mare, al di sopra quindi di una mongolfiera. Quindi al prezzo di $15.000 avremo la possibilità di andare avanti in maniera proprio decisa. Potrebbe essere un'ottima idea, ma per adesso in questo periodo di deficit finanziario vediamo di stare un po' attenti. Allora, per quanto riguarda l'impianto tranviario stiamo andando proprio alla grande, addirittura i due tram che ho aggiunto nel retrotreno, chiamiamolo così, della nostra stazione del tram, se la stanno cavando, come dire, molto bene. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Disattiviamo per adesso questi due garage di tram e, come dire, attiviamoli nel momento in cui ci sarà bisogno. Li ho aggiunti solo per precauzione. Cosa sta succedendo? Vediamo un po' per quanto riguarda l'energia, ancora edifici non alimentati. C'è la parte sud della nostra città che implora energia. Forza ragazzi, dateci dentro. Mancanza di soldi. Vediamo di eliminare questi quartieri a basso gusto e di rinnovarli con un impianto residenziale di tutto rispetto. Allora, vedete un po', $7.600 orari. La popolazione si sta riprendendo per quanto riguarda le ultime entrate. Allora, cosa sta succedendo al nostro casino? Vediamo di rinnovare, anzi di riaprire una nuova camera a razzo. Perfetto, proprio al piano superiore. Molto bene. Vediamo come sta andando per quanto riguarda l'energia. Ancora siamo in un surplus finanziario. Il Globe Theater sta per rappresentare appunto l'ultimo
l'ultimo successo di William Shakespeare, una bella commedia appunto al nostro Globe Theatre. Date un'occhiata, guardate che figo, pure visto dall'altro sembra una vera e propria meraviglia. Per incrementare quindi l'accesso all'interno della nostra città da parte di numerevoli turisti dobbiamo concentrarci certamente come dire, sull'attrazione turistica. Intanto i problemi con i tram sono stati eliminati. Vediamo adesso che cosa possiamo edificare per quanto riguarda il turismo, soprattutto per quanto riguarda la cultura. Ci serve qualcosa ovviamente che attira molte persone ma necessariamente occupa poco spazio. Allora vediamo un po'. All'interno della sezione il monumento di Washington potrebbe essere davvero un'ottima idea. Date un'occhiata, guardate che figo il monumento di Washington, ma anche la torre di Tokyo, qualcuno di voi me l'ha consigliata. Ovviamente al prezzo di $50.000 possiamo ricoprire una buona parte del nostro territorio, come dire, in condizioni davvero fantastiche. Adesso vedremo un po' di capire più o meno quello che dobbiamo posizionare. Per adesso la quantità di turisti nella nostra città potete vedere che si ritrova solo ed esclusivamente nel Globe Theatre, che è accompagnato ovviamente dai nostri grandi alberghi. Allora, scattano gli allarmi, criminalità in aumento, vediamo che cosa succede. Addirittura è stato inaugurato il nostro aeroporto internazionale, non me ne ero accorto. Ovviamente ciò garantirà una grande quantità di turisti presenti nella nostra città. Ovviamente l'aeroporto internazionale ha bisogno di metallo, petrolio greggio e leghe. Dateci dentro ragazzi sia il nostro caro amico Diablox di Voodoo Island, ma anche Paperopoli, il nostro caro Derek. Cercate di contribuire nella maniera migliore, perché io proprio non potrò dare a nessuno, come dire, una mano. Potrò darla in ambito economico, magari nel momento in cui riuscirò a sistemare il mio budget finanziario potrò inviare un particolare ammontare di denaro per ripagare per quanto riguarda la costruzione dell'aeroporto internazionale. Per adesso appunto sono state impiantate le fondamenta, ancora non è stato realizzato. Molto bene, potete ben vedere che la nostra città sta crescendo a vista d'occhio, siamo riusciti a raggiungere 36.000 abitanti, probabilmente siamo in un grande rialzo. Potete vedere che secondo il nostro grafico stiamo aumentando appunto di mese in mese, partiti appunto da aprile dell'anno scorso, siamo arrivati quasi allo stesso mese con 36.000 abitanti in più, quindi davvero una quantità enorme. Allora vediamo cosa sta succedendo per quanto riguarda l'impianto appunto del nostro gioco d'azzardo. C'è qualcuno che chiede qualcosa? Allora vediamo un po', ogni giorno vengono a farci visita tantissimi giocatori, espandiamo il casino con dei nuovi moduli. Allora ovviamente avete ragione amici miei, però probabilmente lo spazio come dire è abbastanza limitato per accogliere sempre nuove strutture, quindi per adesso lasciamo perdere questo piccolo miglioramento. Allora c'era qualche problema con l'immondizia mi sembra, ma forse perché come dire come dire, il problema dell'immondizia era legato necessariamente al funzionamento della nostra energia. Guardate un po', il nostro caro amico di Voodoo Island sta contribuendo all'interno della nostra città a raccogliere come dire bidoni per il riciclaggio. Spero che il nostro amico continui a giocare in maniera costante, perché davvero se i bidoni del riciclaggio continuano ad accumularsi l'uno sull'altro potrebbero creare davvero grandissimi problemi che neanche io riuscirei a risolverli, proprio perché non ho un impianto adeguato per il riciclaggio stesso. Allora siamo riusciti a raggiungere $119.000, è arrivato il momento appunto per costruire un altro bel monumento. La volante di Paperopoli addirittura ci aiuta a sconfiggere la criminalità, perché la criminalità sta diventando davvero un problema davvero enorme. Potete vedere che le celle sono quasi piene, 30 su 40, c'è proprio Lupin e la sua banda che si stanno divertendo in maniera proprio concreta. La criminalità è in aumento in maniera proprio evidente. Vediamo come sta andando il casino, $32.000, 500 al giorno, proprio stiamo andando alla grande. Per quanto riguarda l'energia siamo di 1 megawatt e 7 in eccesso, dannazione, come stiamo andando invece qui con la centrale a carbone. Perfetto. Allora quando ci sarà la possibilità ovviamente acquisteremo energia dai nostri cari alleati. Allora vediamo adesso che cosa possiamo fare. Avevo intenzione io di convertire questa zona, come dire, questa zona industriale in una zona prettamente commerciale. Allora vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto io vedrei un po' di eliminare come dire, questa zona, come dire, del tubo di scarico delle acque reflue. Potete vedere che i nostri tubi stanno lavorando nella maniera migliore, anzi, dannazione, c'è qualche problema con le acque reflue, non me ne ero neanche accorto. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, innanzitutto io direi di acquistare qualche altra capacità di immagazzinamento dai nostri cari alleati. C'è Paperopoli che ha 170 kL disponibili appunto per noi stessi, e quindi provvederemo ad eliminare appunto questa zona delle acque reflue. Adesso vedremo un po' che cosa possiamo fare. Intanto stiamo continuando a inviare acque reflue al nostro caro alleato, vediamo di distruggere i nostri nuovi tubi, i nostri vecchi tubi per le acque reflue, e convertire appunto questa zona di scarico. Potete vedere adesso il suolo come è stato inquinato, un suolo decisamente oscuro, tenebroso, ovviamente reso tale dai nostri impianti delle acque reflue. Ovviamente qui ci sono i rifiuti dei nostri cittadini, e quindi necessariamente deve essere di questo colore. Allora, molto bene, stiamo nuovamente edificando delle industrie. Il nostro magazzino commerciale lo vorrei lasciare appunto da questa parte, però ovviamente compromette l'evoluzione appunto dei nostri
nostri cittadini, quindi necessariamente dobbiamo spostarlo. Allora vediamo dove possiamo posizionarlo. Il nostro magazzino commerciale potrebbe essere posizionato, vediamo un po', questa zona completamente non avevo calcolato il problema della centrale a carbone, dannazione. Vediamo un po' dove possiamo metterlo, dannazione. Dobbiamo trovare un luogo adeguato. Vediamo un po', da questa parte ovviamente è impossibile. Ci serve un luogo adatto. Intanto dobbiamo necessariamente eliminare queste industrie per creare, come dire, una zona commerciale anche da questa parte. Iniziamo pian piano. Allora, vediamo un po', questa zona industriale deve essere necessariamente rimossa, perfetto, e una nuova zona commerciale deve essere innovata da questa parte. Ok, amici miei delle industrie, mi sa che dovete andare da un'altra parte. Il nostro magazzino commerciale viene eliminato appunto adesso. Questa zona sarà interamente commerciale, dedicata alla grande affluenza di turisti che proverrà nettamente dalle nostre ferrovie.